Un amico numero uno era sempre Vincenzo Zoccali e pare che Mussolino l'aveva individuato grazie a una fischiata di un amico che ci disse: a gero carne Peppi, a gero carne. Usetta questo Peppe Mussolino nei partigiero carni s'avviavo perché sentiu che Zoccali o caino t'altro paesi durra parao mannacce care l'occhi con una spina e a lingua mia mi si può disseccare s'oggi non faccio una carne vicina a litto fratillaio a sistemare Giuseppe Mussolino lo meglio malandrino. A mattina presto Peppe era già su proposto in agguato, pensando che finalmente poteva avere a Zoccolo davanti all'occhio suoi e chiudere o conto una volta per tutti. Sole in cielo non era spuntato e in un bravo paese esagerava più peggio d'un leone che affamato già Peppi la vendetta si gustava sopra una mula carica carboni un frate in Don Vincenzo compario un dedo frate pezzo d'infamoni a morire quante vero Dio Giuseppe Mussolino lo meglio malandrino. Un frate in Don Vincenzo supplicava: non saggio niente quanto è vero Dio. Peppe assetato di sangue ci sparava, lo dassa morto in terra e s'affuiu. Don Vincenzo ormai vo terrori e cercavamo se andavai a menze peri. Prima per me ci viene veramente un attacco ai cuori, tanto era lo schianto solo a sentire un nome Mussolino.